È la giornata dei musei aperti con le famiglie e qui siamo in una straordinaria cornice in cui allo spettacolo naturale, allo spettacolo che ci hanno lasciato i Gonzaga, si aggiunge la giornata con i falconieri, che è una giornata in cui si può immaginare, solo immaginare, come poteva essere questo straordinario giardino, e i falconieri sono quanto di più indicato ci possa essere per poter pensare come poteva essere una volta, e con uno spettacolo in una cornice così importante. Jack, perché unicamente viene dall'Inghilterra e allora l'ho chiamato Jack. Lo sguardatore. Siamo qua a Palazzo Te, a Mantova, e diciamo che è un posto meraviglioso e è un onore esibirsi qua a Palazzo Te. E fa molto piacere perché noi siamo veramente appassionati di falconeria e di tutto quel che riguarda la natura, e diciamo che siamo circondati da appassionatissimi bambini, soprattutto bambini che si avvicinano più volentieri a questa diciamo alla natura, e fa molto piacere vedere dei bambini che si avvicinano a questi animali. I nostri animali sono rappresentati da 2 aquile americane e un avvoltoio dell'Himalaya con dei gufetti, 2 del Bengala e un gufo reale e un lallocco della Lapponia. Perché non sei andata a fare un giro qua al Palazzo Te? Che ci vai sempre. Oggi hai voluto fermarti lì e non avevi voglia di volare, C'era un po' caldo. Sono 30 anni che faccio falconeria, io in 20 giorni riesco a liberarti un rapace nato in cattività. Se fosse preso così da un dilettante così e via, sicuramente ci ci vorrebbe molto di più, anche 2 o 3 mesi, per farlo solo volare e basta. Poi dopo per insegnarci bene a tornare, farlo volare libero, è molto di più, sì. Molta pazienza e molta passione. Sono loro che ti scelgono, non sei te che scegli loro. Io qua a Palazzo Te ho lavorato perché era invaso da piccioni che disturbavano e rovinavano i monumenti, tutto così che c'era, gli affreschi, i monumenti. Noi abbiamo liberato questo posto dai piccioni con i falchi e siamo stati contenti noi e anche il direttore, diciamo.